Suono flauti è l'idea e l'intuizione di mio padre, è nata quasi 40 anni fa, nel 1983, insieme a altri 6 soci. È nata dal nulla perché mio padre, insieme a questi 6 soci, si sono letteralmente inventati un lavoro che negli anni 80 forse si poteva ancora fare, adesso è un po' più difficile. E tra questi 6 soci con questi 6 soci hanno deciso di affrontare un'idea imprenditoriale sulla riparazione degli strumenti musicali in generale. E mio padre Giorgio Giorgessi era stato incaricato della riparazione degli strumenti musicali, in particolare dei flauti traversi. Sebbene musicista per passione eccetera, non aveva mai suonato un flauto traverso, e gli hanno dato delle basi da cui imparare a riparare, a sistemare i flauti, e da lì si è costruito una professione dal nulla. Dopo pochi anni è rimasto da solo in questa società perché ci credeva fortemente, e dopo 40 anni questa attività resiste ancora, perché 10 anni fa io, dopo una breve 6-7 anni di lavoro in azienda, ho deciso di lasciare il lavoro nel marketing aziendale e di dedicarmi all'artigianato. Mio padre mi ha insegnato tutta la parte artigianale che riguarda la riparazione dei flauti traversi, e invece mi sono occupato, insieme alla mia collega Giulia, della parte di marketing e di comunicazione, e la parte commerciale, perché sebbene qui si basi tutto sull'artigianato, la parte commerciale, c'è anche la parte commerciale che riguarda la vendita dei flauti traversi, perché mentre negli anni 90 questo negozio si occupava di vari strumenti a fiato, ma dalla fine degli anni 90 è iper specializzato in soli flauti traversi. Il mondo del flauto traverso è molto particolare, nel senso come è una nicchia, e come ogni nicchia ha un suo mercato che ai più è sconosciuti. La nostra attività, sebbene sia piccola e artigianale, per sopravvivere, essendo una nicchia, ha bisogno di arrivare a più persone possibile in tutto il paese, in tutta Italia e anche un po' all'estero. Quindi la nostra fortuna è stata quella che, con la reputazione nella riparazione di più alto livello possibile, insomma, siamo riusciti a conquistare la fiducia di flautisti molto rinomati, con strumenti molto rinomati, che si fidavano a dare a mio padre prima e a noi, a tutti noi adesso, i loro strumenti da riparare. I flauti possono arrivare a costare migliaia e migliaia di euro, quindi per dare uno strumento di questo valore a un artigiano ci deve essere prima un rapporto di fiducia, non si può dare a chiunque. Una volta che ti conquisti questa fiducia, poi col passaparola col passaparola è tutto più semplice, insomma. E ovviamente i nostri clienti sono dai ragazzini che cominciano nelle scuole medie, che comprano i flauti da studio da 300-400 euro, e poi nel percorso vengono qua a fare le revisioni, le riparazioni, fino ai primi flauti delle più grandi orchestre italiane e anche alcune estere che si rivolgono a noi per la riparazione e per la vendita. È stato totalmente inaspettato, nel senso che quando sono arrivato qua non avevo la minima intenzione di dedicarmi all'artigianato. Sono arrivato qua un po' per caso, anche se era il negozio di famiglia, avevo fatto tutt'altro percorso e non avrei mai pensato di finire a lavorare con mio papà in questo negozio. Ci sono finito un po' per caso, ho cominciato per pura curiosità personale, ma senza alcuna velleità di continuare, sono bastati pochi mesi per capire che comunque era una cosa che mi piaceva molto, e mi piaceva molto l'idea di dedicare il mio tempo nel lavoro a una parte artigianale e a una parte commerciale, di comunicativa, di marketing, tutto. Potevo fare tutto, insomma. Potevo fare quello che è stata la mia passione, perché comunque la comunicazione e il marketing è sempre stata la mia passione, e potevo imparare questo nuovo lavoro dove mi sono sentito dopo poco tempo comunque capace. Ovviamente è un lavoro che anche mio padre dice che dopo 40 anni sta ancora imparando alcune cose, ed è vero, perché ogni giorno ti si presenta un problema nuovo, però diciamo che adesso, dopo 10 anni, ho un'autonomia. Comunque lavoriamo sempre in coppia con mio papà. Con i flauti ci si può campare, però bisogna la qualità è la differenza.
cioè si può campare nel mio pensiero si può campare con tutto, l'importante è farlo seriamente e con la più alta qualità possibile. Se la qualità manca, l'artigianato è qualità, se la qualità manca non è più artigianato, e sì, si può campare ma non si dura molto a lungo.